È Quindi da un pezzo che ci dicevano facciamo il sacrificio oggi e adesso poi così liberiamo il Natale, poi facciamo il sacrificio Natale per la Pasqua, ma purtroppo i dati che vediamo, proprio stavo guardando adesso in diretta, ci dicono che invece mi sa che quasi tutta l'Italia andrà in rosso la prossima settimana. Questo, guarda, ho guardato adesso un sito proprio diretto e quindi forse l'unica che si salva è la Sicilia che resta in giallo. Ecco, quindi non vorrei portare cattive notizie, ma vabbè, ormai purtroppo si sa. l'indice, cioè i 250 contagi su 100.000 abitanti stanno per essere raggiunti da quasi tutte le regioni, quindi ci sarà Però un scusi Pan, blocco adesso io in ieri ho questo affrontato senso. questo argomento, È 250 contagiati su a 100.000. settimana su 100.000 abitanti sono 0,25% Ma in lì ci una sono tutta una serie di settimana. Cioè, algoritmi che adesso io guardi, non sono neanche in grado di spiegarle, ma però si passa praticamente dal famoso indice RT a questo nuovo sistema che tiene conto di parametri diversi, per cui quando si supera questo numero si scattano praticamente le fasce. Il problema è che purtroppo non siamo ancora, non vediamo una luce in fondo al tunnel, una liberazione se non arriviamo appunto avere una percentuale della popolazione che sia vaccinata. Torniamo sempre allo stesso discorso, quindi io ho guardato i dati 6 milioni di dosi somministrate, 1,5 milioni di vaccinati, questo ecco giusto perché mi no, ma ricordavo il poi in dato, effetti Pan, quindi come mai sicuramente. abbiamo i vaccini chiusi nel cassetto? Cioè, Guardi, non è che abbiamo i vaccini chiusi nel cassetto, è che parlo di tutta Italia, ovviamente. prudenzialmente molte regioni, compreso il Veneto, hanno tenuto una scorta per la seconda somministrazione, cioè il 30% il governo, gli esperti eccetera, ci hanno detto che comunque fatta la prima dose un 30% doveva essere mantenuto per la seconda dose, altrimenti la prima dose, il vaccino, soprattutto il Pfizer, entro 3 settimane deve fare la seconda dose, altrimenti non funziona più, no? Quindi adesso stanno arrivando quelli Johnson Johnson che basta una e vediamo se lo Sputnik se lo danno via, cioè, quindi arriva AstraZeneca che purtroppo già abbiamo sentito quali problemi ha dato, quindi c'è stata anche velocità a fare questi vaccini, ma naturalmente c'è anche da vedere. Senta, È Capone, chiaro che i ristori che sono arrivati fino adesso sono arrivati, dobbiamo anche dire cosa è stato fatto, quindi c'è stata la cassa integrazione che comunque ha salvato molto, il blocco di licenziamenti che anche adesso comunque viene prorogato, che anche lì, voglia o non voglia, ha salvato una crisi sociale che poteva essere devastante, quindi dobbiamo dirlo. Poi naturalmente sono state fatte delle misure che anche noi come Lega abbiamo molto criticato, quindi non ritorno ai monopattini elettrici, ai banchi, ai famosi a rotelle, 21, ai a tante bonus, cose ai che 21 magari bonus. si potevano prendere quei soldi. Io sono di quelli che, come ha fatto la Germania, avrei dato 10.000 euro a tutti gli imprenditori in base alle perdite di fatturato, partendo dal basso verso l'alto, quindi che arrivino soldi freschi direttamente al conto corrente che li adoperavano per l'affitto, per le bollette, per pagarsi i dipendenti, eccetera, eccetera. No? Questo non è stato fatto, il passato governo ha fatto interventi di investimento, ma tanti sono debiti, cioè i 25.000 euro che hanno dato gli imprenditori sono debiti che devono essere restituiti. E il Assolutamente. recovery fund, che adesso noi pensiamo sia la panacea di tutti i mali, io ho ancora qualche dubbietto, cioè perché se dobbiamo restituirne i 2/3 entro il 2050, benissimo a tasso zero eccetera, ma comunque è sempre un debito sopra il debito che abbiamo, e ricordo che l'Italia è forse quella più indebitata d'Europa in questo momento, abbiamo anche superato probabilmente la Grecia da un bel pezzo, e quindi stiamo indebitando generazioni su generazioni i nostri nipoti eccetera, e poi vedendo il resto dei finanziamenti dei recovery fund che sono su fondi strutturali, significa che andiamo a fare la digitalizzazione, opere pubbliche eccetera, i tempi. Cioè io che ho gestito 1,5 miliardi di fondi europei quando ero assessore all'agricoltura, le posso dire che magari il Veneto siamo riusciti a spenderli perché abbiamo una burocrazia, per quanto se ne parla male qui, molto anche più veloce di certe regioni. Ma ci sono regioni, e non vorrei fare il leghista del sud, che hanno restituito a Bruxelles, stanno restituendo a Bruxelles fior di milioni perché non sono stati in grado di spendere quei fondi pubblici. Vediamo
si arriva a sto tot di miliardati che dovrebbero arrivare, di cui alle regioni andrà qualcosa, speriamo, a noi speriamo su 4 o 5 miliardi almeno in Veneto, noi siamo in grado con la macchina nostra di metterli direttamente, velocemente, ma guardi, dobbiamo fare i progetti. Allora, adesso c'è l'approvazione di piani regionali, che poi vanno a Roma, devono essere approvati dal governo, il piano nazionale di resilienza e resistenza, lo chiamo io, mandato a Bruxelles, deve essere approvato a Bruxelles, ci mandano i soldi, poi dobbiamo decidere, a Bruxelles decide quale opere devono essere fatte, validate, arriviamo a casa, bene, queste sono le opere, chiamiamo i progettisti, facciamo fare il progetto, che arrivi al definitivo, che arrivi all'esecutivo, che mandiamo i SAL, quanti anni pensate passino? Sì, sarà almeno al 2023-2024. Bene, non è che, e poi dentro il 2026 dobbiamo aver speso tutto. Ecco, quindi, questi sono i tempi. Riusciamo, secondo lei, direttore, col sistema che abbiamo noi, di spenderli?